in coda ordinatamente ai check-in anche per ore, così da poter partire verso paesi e città di origine, sin dall'alba di questa mattina. Al Terminal 1 di Malpensa oggi è iniziato l'ultimo weekend di movimenti liberi prima della stretta governativa sui giorni di festa. È quello del grande esodo, che per un attimo proietta l'aeroporto intercontinentale della Brughiera su numeri ormai dimenticati. A partire da questa mattina fino a domenica sera i passeggeri tra decolli e arrivi in 3 giorni toccheranno quota 56.000, un po' come avveniva prima dell'emergenza sanitaria. Anche a Linate sono previsti numeri importanti, 24.000 viaggiatori nell'arco del fine settimana. Insomma, per tutto il sistema aeroportuale milanese gestito da SEA, il dato dell'ultima finestra utile per spostarsi in occasione delle vacanze natalizie porterà a contare 80.000 persone imbarcate e sbarcate. Resta tuttavia negativo il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno.